in collaborazione con Di Cardinale del Piave ci sta un'osteria, un'osteria. Di Cardinale del Piave ci sta un'osteria, un'osteria. Là c'è da bere e da mangiare, un bel letto da riposare. Là c'è da bere e da mangiare, un bel letto da riposare. Non vedevo l'ora di tornare in questo posto straordinario. Qui c'è cultura, c'è arte, ma c'è anche cibo. E dopo vedremo il cibo. Ma prima di vedere il cibo, vediamo quello che c'è qui intorno, lo vediamo naturalmente con le inserzioni che verranno fatte, ma c'è molta roba. Ma sentiamo Claudio cosa ha da dirci. Buongiorno a tutti, buongiorno Bruno, buongiorno Ugo. Buondì. Siamo per la seconda volta qui nel locale di Ugo, appunto l'arte nel caffè a Conegliano, e approfitto che Bruno mi ha dato la parola per introdurre un attimo questa seconda puntata qui da Ugo, per introdurre appunto con due righe che io ho trovato in uno dei tanti libri che in questo locale da Ugo si trovano e che sono a disposizione degli avventori che mentre bevono un caffè possono leggere qualche riga, qualche pagina di uno dei centinaia di libri che ci sono appunto qua a disposizione. Il libro che io ho trovato è questo, Luoghi, storia e leggende del Piave, e le due righe che vorrei leggere sono queste. Il fiume Piave è simile a un albero le cui radici sono fra i monti coperti di neve, che sciogliendosi nelle acque primaverili porta con fare invadente ghiaia e sabbia al mare. È una voce, quella del Piave, che risuona da milioni di anni ma rimane sempre giovane. Ecco, se alla parola Piave, che tra l'altro compare nella sigla iniziale e finale di queste nostre trasmissioni, sostituiamo la parola osteria, troviamo esattamente quella che secondo me è la filosofia dei locali tradizionali, delle osterie delle nostre zone, della riscoperta delle tradizioni del nostro territorio. Ecco Ugo, noi stiamo entrando nel tema. Adesso il tuo compito è quello di dirci quello che ha detto Claudio, dircelo in poesia. Sì, desidero raccontarvi e soprattutto farvi capire che cos'è l'osteria, a che cosa serve l'osteria e che cosa si fa e si dice in osteria. Ho pensato che raccontare, parlare, narrare se stessi e gli altri è un bisogno primario dell'uomo. Il racconto è come il sangue che scorre nelle vene, alimenta il cervello e condiziona tutte le altre funzioni del corpo. Il sangue, rinvigorito dall'ossigeno e dalle ombre di vino, è l'elemento indispensabile alla vita dell'essere. L'osteria, il gruppo di amici migliori, diventa il luogo dove potersi relazionare e fare dell'amicizia il legame più prezioso. Detto questo, andiamo a capire che cos'è e da dove viene la parola osteria.
In principio in Italia vi fu l'osteria, il termine dal francese oste, hostess, derna, dal latino hospite, significando contemporaneamente chi ospita e quindi l'oste e chi è ospitato, e cioè lo straniero, lo sconosciuto, che per cultura greco-romana era considerato pari agli dei. Detto questo, vi racconto, le prime osterie in Italia comparivano già nel 300 come punti di ristoro sulle vie del commercio e scambio per i mercanti. L'osteria e la figura dell'oste sono presenti in vari testi letterari, si trova menzione già nei Vangeli, ad esempio nella parabola del buon samaritano. Nel Vangelo secondo Luca, un samaritano soccorre un uomo aggredito dai banditi, lo fasciò e lo portò in una locanda, osteria. Il giorno dopo, presi 2 denari, li diede all'ospite e gli disse: prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Le osterie e taverne sono presentate dai poeti latini Marziale e Governale, nel Decameron di Giovanni Boccaccio, nelle novelle, quelle di Frate Cipolla. Altro documento d'epoca medievale è il Carmen potatorio, il canto dei bevitori, nei Carmina Burana il canto dei goliardi. Victor Hugo nei Miserabili ci descrive le osterie del sobborgo parigino di Saint-Antoine, che sono un serbatoio di popolo. Il Collodi nel Pinocchio cita ancora l'osteria del Gambero Rosso. E qui veniamo a quante osterie c'erano. Allora, Conegliano. Ugo, Dimmi, Bruno. Io approfitterei di questo, prima che tu racconti quante e quali osterie c'erano nei dintorni, per parlare ai nostri sponsor. Sì. Noi abbiamo qui davanti del cibo, in questa osteria, in questa specialmente, si mangiano dei piatti di cibo come lo vediamo, formaggi, salumi, tutta roba di altissima qualità, perché so che i tuoi fornitori sono scelti in maniera, come si può dire, capillare, esatto, oculare. esatto. E come si vede qui, guarda, viene voglia soltanto di mangiare. Sì. Noi come amici, per sostenere queste trasmissioni, abbiamo i bibanesi. Sì. Il mio amico Armando con i suoi fratelli hanno portato avanti quella che è l'azienda del padre Bepi, da re, e stanno facendo delle cose eccezionali, ma in tutto il mondo. Noi li vediamo qui, i bibanesi, vediamo le confezioni, vediamo proprio il materiale che viene fatto pezzo per pezzo. E poi per riuscire a degustare il cibo ci va del buon vino. E allora come non andare a trovare il mio amico Balbinot, che ha la famiglia, ha un'azienda straordinaria che è Le Manzane. E allora a questo punto io vorrei collegarmi con la principessa Anna, che è enologa delle Manzane, è la figlia fa parte della famiglia, e sentiamo la principessa Anna. Ciao Bruno, buonasera a tutti, ciao a tutti. Insomma, siamo in un posto pieno di cultura, di arte e di cibo, e oggi parliamo di salumi e formaggi, e quindi vi vorrei proporre 2 vini in abbinamento a questi piatti. Con i salumi sicuramente vi presenterei e vi abbinerei uno Springo Green, quindi un Conegliano Valdobbiadene, prosecco superiore 10G sui lieviti,
Un metodo tradizionale perché questo era il prosecco che si faceva un tempo, quindi il primo prosecco che hanno realizzato i nostri nonni nelle colline del Conegliano Valdobbiadene, perché la seconda fermentazione, quella fermentazione che crea le bollicine, avviene in bottiglia e finisce in bottiglia, quindi avremo un prosecco non filtrato, ideale in abbinamento ai salumi. Invece se vogliamo abbinare qualcosa di un po' più gourmet ai formaggi, sicuramente il Marzemino Passito, quindi un vino dolce che si abbina benissimo con i formaggi, anche come dessert è ottimo. Pensate che il Marzemino Passito è un vino che racconta molta storia in questo territorio, perché le uve vengono raccolte e vendemmiate verso fine settembre e poi la pigiatura avverrà invece a gennaio, quindi un vino che richiede molto tempo e sicuramente è perfetto con i formaggi. Vi ringrazio a tutti e vi saluto e buon proseguimento. Bene, abbiamo salutato Anna, abbiamo visto quale professionalità ha messo nel raccontare e nell'abbinare i vini che loro producono con il cibo che noi abbiamo davanti. E adesso, prima di passare a Ugo, cosa direi? Passiamo a Ugo. Sì. Passiamo a Ugo, perché poi mi era già venuta la voglia di mettere le mani su questa buona roba qua. Vai Ugo, 2 minuti, raccontaci. 2 minuti. Io sono arrivato a Conegliano da Pordenone, perché in un mio sogno da bambino ho sognato che arrivavo a Conegliano e mi sarei anche poi sposato. E tutto ciò è accaduto. Abbiamo in Conegliano aperto un gran locale che tutti conoscono. Posso dirlo perché non è pubblicità. Nella famosa pizzeria 3B in Viale Carducci a Conegliano. Che tutti noi abbiamo frequentato. Sicuramente, correva l'anno 1962. Da ragazzini. Da lì allora ho fatto passi da gigante e sono stato sempre un affezionato bevitore. Dico affezionato bevitore, in questo caso il vino bevuto in giusta misura è gioia sicura. Ho fatto uno studio, naturalmente, e mi sono affezionato a questi ambienti, le osterie. E qui ne ho citate alcune, ne mancheranno sicuramente qualcuna. A Conegliano, negli anni 60, c'erano l'Osteria Il Ponte, alle Torreselle, le Due Spade, l'Osteria Piave, dall'Albadini, Osteria da Ugo, Fuscalzo, Caffè Teatro da Rino Boscarato, L'Oca Bianca dalla signora Modolo, Trattoria La Stella della Richetta e suo figlio Cibe, al Canevon, che adesso è stato cambiato nella sala Papa Luciani al Duomo, al Bersagliere, ai Reduci, alle Anerete, dove c'erano le sorelle, la Rachele, l'Antonia e la Gigetta, il figlio Gaetano e il buon Giovanni Battistuzzi, gran cultore del vino umile, vero. Al Cacciatore, al Contadino, da Piero al Toscano, da Bongiorno, da Gigi al Moretto, che poi si trasferì alla Monticella e cominciò a costruire l'Albergo Cima. Dalla Sora Emma, di fronte o a fianco della Zanussi, osteria, bar, tabacchi che c'è ancora. Da Remo, dalla Giovanna, sua con l'Albrigo. Dalle Osteria alla Guizza, alle Tre Corone, Osteria alla Sorte, al Baffo a Bagnolo, da Angelo Dario, in cosiddetta Piazza delle Moneghe, oggi Borgo Madonna,
al Pioppo, da Ottavio alla Corona e al doppio litro, e quindi mi fermo qui solo perché ho finito la carta. E allora, cari amici, Adesso però, per diciamo così, per concludere questa mia carrellata, vi leggerò una piccola poesia di un poeta del 1955, poeta casalingo nostro, Giacomo Noventa, il quale ci dice con semplicità, con assoluta semplicità: amici, un fiade schei partirà avanti, non se mica massa. no, non si mica massa. No. E una donnetta che riceva i nostri basi con quel gusto per donarli, non se mica massa. Dito che non si massa. Ma un fiade vin, amici, con un gesene schei ne amor, o anche se gesè un fiade vin bevuto tra amici, un fiade vin e ancora un fiade vin, amici, non se mica massa. Non si mica massa. E allora, cari amici e cari amiche, siamo arrivati alla fine di questa puntata, una puntata straordinaria, meravigliosa, con le edizioni del poeta Ugo. Naturalmente non si mica massa, torneremo anche qua. E mi direi di cominciare, Ugo, con un bello ovetto, lo versemo adesso, guarda, sta attento, voi altri guardate, perché avete tutto il tempo per poter dopo gustarve, ma mi lo mangio anche quasi intero, che metto un po' di sal, un bricioletto di sal, un po' di olio e fioi, guarda come che si fa. Ciao amici ascoltatori, alla prossima. Ugo, salutiamoci. Buon appetito! Buon appetito! Ciao, arrivederci. E un sincero arrivederci a tutti. Alla prossima puntata. Là nella valle c'è un'osteria